Bentrovati in diretta, abbiamo molto parlato di numeri del Covid, di pressione sull'istituto ospedaliere, di dati che insomma, collocano la nostra regione in zona rossa, dati che però sono meno preoccupanti e meno negativi per la provincia di Pordenone, tanto che appunto la zona rossa spacca la nostra regione e come abbiamo visto sul Gazzettino il caso viene portato in Parlamento dal senatore di Fratelli d'Italia Luca Ciriani per cercare di ottenere uno sconto in sostanza per poter diciamo la prossima settimana poter vedere meno restrizioni per la provincia di Pordenone, una cosa che sembra abbastanza difficile, un cammino abbastanza complicato, ma ne parliamo con il presidente di Ascom Confcommercio Pordenone Alberto Marchiori che è in collegamento con noi, buongiorno. Allora, stavamo parlando appunto di questa richiesta che viene fatta, questo caso portato in Parlamento dal senatore Ciriani, una mozione che vede il vostro sostegno come categorie economiche, insomma, come reagiscono le categorie economiche da lei rappresentate a questa zona rossa? Vi sentite penalizzati? Noi ci sentiamo penalizzati da sempre, da quando c'è questo virus e soprattutto per la metodologia che è stata adottata da parte di chi ci ha governato nelle queste chiusure, queste alternanze, queste colorazioni di ogni tipo e genere che vanno a penalizzare solo ed esclusivamente e prevalentemente le nostre categorie. Noi non ne possiamo più, per cui qualsiasi iniziativa che ci riporti ad una situazione, non dico di normalità, ma di pseudo-normalità, che ci consenta di lavorare, far lavorare i nostri ristoranti, i nostri bar, i nostri negozi, è benvenuta. Pronto? Sì, la sentiamo, le chiedo scusa, la sto sentendo. Dicevamo appunto, qualsiasi iniziativa che venga a vostro sostegno è ovviamente benvenuta. Crede che insomma, ci sia qualche possibilità, oltre a quello al fatto che il caso verrà portato in Parlamento, siete pronti a farvi sentire in maniera ulteriore, insomma, come potrà agire in tal senso? Guardi, io come dire, apprezzo lo sforzo del senatore Ciriani. Non so se questo sforzo sarà ripagato perché la vedo molto dura, cioè che si riesca a fare uno strappo del genere a nostro favore. Se riuscisse avrebbe tutto il nostro ovviamente appoggio. I nostri non ne possono più, ma non solo i nostri, questo è un sentiment che hanno tutti i cittadini, incominciare dai ragazzi che reagiscono in un certo modo, quindi va trovata una soluzione. Anche i matematici, gli statistici hanno affermato che quando interveniamo troppo tardi e quando chiudiamo ormai l'effetto sta sparendo, quindi c'è proprio a nostro modo di vedere un approccio come dire sbagliato, sfasato. Speriamo che con i cambi che il Presidente del Consiglio ha fatto ai vertici delle varie istituzioni preposte cambi qualcosa, perché soprattutto che cambi portando a tutti i vaccini, perché questa è la vera sfida. Volevo arrivare con lei appunto anche alla questione dei vaccini, perché poi ovviamente le varie categorie si candidano in questo momento. Prima però volevo chiedere una cosa, perché sulla questione appunto di chiedere un trattamento diverso per la provincia di Pordenone, ieri il Presidente della Regione Federica ha detto resistere, il Friuli Venezia Giulia deve rimanere unito. Come risponde a questa affermazione? Ma qui se Pordenone ha dei dati statisticamente molto più bassi da zona gialla, se non da zona arancione, mi pare che lo stare uniti non serve a alcunché, tanto verrebbe compartimentata solo la provincia di Pordenone, per cui ecco, io gradirei che poi il Friuli Venezia Giulia invece fosse unito sotto il profilo della sanità e che Pordenone fosse dotata di una struttura sanitaria alla pari delle altre, insomma, ecco, perché da tempo ormai è la Cenerentola sotto questo profilo.
Questione vaccini, per quanto riguarda appunto il commercio in particolare, ecco, leggevamo appunto anche oggi sui quotidiani di come ovviamente si parli da parte delle rappresentanze anche sindacali di una necessità di vaccinare gli operatori commerciali e del turismo. Che ragionamenti si stanno facendo in tal senso? Voi come rappresentanti di categoria, insomma, come vi ponete? Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a mettere a disposizione anche strutture di nostri associati. Noi a Pordenone mettiamo a disposizione la nostra sede, abbiamo degli spazi adeguati. Vorremmo che si vaccinassero tutti e subito. Vorremmo anche ricordare, perché qui tutte le categorie sono una più importante dell'altra. I nostri sono rimasti sempre esposti anche nel momento di massimo lockdown e non hanno mai avuto nessun trattamento di riguardo e attenzione anche sotto il profilo dei vaccini. Io penso che ormai dovremmo incominciare a vaccinarli tutti e soprattutto quelli che si rifiutano che lasciano il posto ad altri e non vengano gettati i vaccini come è avvenuto in alcune situazioni. Insomma, penso che questo sia deprecabile. Mi pare che l'attuale commissario generale abbia dato anche lui peraltro questa indicazione, quindi troverà da parte nostra tutto l'appoggio possibile. Noi restiamo a disposizione con le nostre strutture perché riteniamo che i nostri abbiano gli stessi diritti degli altri. Se si fanno i vaccini in fabbrica, non vedo perché non possono essere fatti per i nostri che sono più esposti sicuramente degli operai, ma per amore del cielo io non voglio discriminare nessuno. Insomma, come contatto maggiore con le persone, insomma, questo è chiaro il suo messaggio. Io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, grazie a Alberto Marchiori, presidente di Ascom Confcommercio Pordenone. Buona giornata. Grazie a voi, buona trasmissione.